Alla Borsa Internazionale del Turismo che si svolge in questi giorni a Milano, il Veneto si conferma una delle regioni che hanno più a cuore il cicloturismo. Sono stati presentati 2 itinerari, uno nel Delta del Po, l'altro per chi vuole raggiungere sulle 2 ruote la laguna. Turismo lento e ecocompatibile a contatto con la natura e il territorio, un turismo che attrae sempre più visitatori in Veneto. Secondo infatti un'indagine della provincia di Venezia, sono 7 milioni i turisti tedeschi orientati a fare una vacanza in bicicletta, 5 i nuovi itinerari consultabili online. La provincia di Venezia quest'anno ha avuto dei numeri davvero da record, 35 milioni di presenze, e stiamo lavorando proprio sul cicloturismo, cioè sul turismo lento e sul turismo slow, per favorire per esempio la bassa stagione. Per cui questo fruire il territorio, noi abbiamo 5 itinerari che percorrono tutta la laguna, tutta la litoranea veneta e sono davvero favolosi. Un'altra indagine per esempio ci spiega come l'itinerario da Bolzano a Venezia mobilita un indotto di 1,5 milioni di euro, per cui è un'economia assolutamente importante per il territorio. E nuovi percorsi qui alla BIT vengono presentati anche per il Delta del Po. Noi stiamo lanciando l'anello della Donzella, che appunto percorre una delle isole che formano il nostro Delta del Po, nella parte meridionale. Quanto è lungo? L'itinerario è lungo circa una quarantina di chilometri e poi si affaccia e percorre tutta la Sacca degli Scardovari, perché è un luogo veramente molto suggestivo, soprattutto al tramonto, perché il sole proprio cala sulla sacca.